della Sicilia di questi 60 anni, 63 anni è senz'altro molto notevole. L'altro aspetto è la comparazione con le realtà vicine. Le regioni vicine alla Sicilia che non hanno goduto dell'autonomia non hanno certo avuto uno sviluppo maggiore rispetto a noi. Penso alla Calabria o alle altre realtà consimili. Altra considerazione, e questa è forse la più importante: l'autonomia, per avere una sua efficacia, non deve essere soltanto legislativa, cioè non può essere soltanto sulla carta, ma l'ideatore intellettuale dell'autonomismo, cioè Don Luigi Sturzo, quando parlava di autonomia si riferiva più che a un'applicazione legale a una cultura dell'autonomia. Ecco, oggi che si torna a parlare di autonomia non soltanto in Italia ma in tutta Europa, credo che la linea da percorrere, più che quello della riforma e dell'applicazione legale, debba essere quella della riproposizione dei concetti che stanno a base dell'autonomismo culturale, legale, economico, che venne tracciato in maniera limpida da Don Luigi Sturzo non soltanto prima dell'emanazione dello Statuto, ma in tutti gli anni 50, anni nei quali si sforzò di spiegare perché stentava a partire l'autonomismo e quali fossero gli strumenti perché fosse realmente in vigore. Grazie. Grazie al professore Caroniti per questo intervento, ringraziamo l'amministrazione comunale. Ora do la parola